Osserviamo ora quali elementi possono darci un riferimento dell'evoluzione architettonica nei nuraghi a Tolos. Il corridoio d'accesso, prima lineare, si complica con l'impostazione di una o due nicchie, forse in funzione dell'apparato occorrente per serrare l'accesso. Le scale intermurarie rappresentano una importante conquista che consente un notevole progresso nella fruibilità e nella funzionalità dell'edificio, come pure consente uno sviluppo degli edifici in verticale. La camera, prima semplice, si amplia con la presenza di una, due o tre nicchie. Una complessità questa assai diffusa e quindi ritenuta canonica, per così dire. Alla camera del piano terra se ne aggiunge una seconda al primo piano e persino una terza al secondo piano. La presenza delle camere superiori è rivelata all'esterno dall'immancabile finestrone che porta luce all'interno e, come vedremo più avanti, consentiva anche l'accesso dall'esterno. Nel complesso, gli spazi interni divengono sempre maggiori e cambia sempre più vantaggiosamente il rapporto di vuoto pieno. Alla sempre maggiore articolazione degli spazi interni corrisponde una crescita delle soluzioni architettoniche, con fatti strutturali decisamente progrediti. Alcune di queste soluzioni possiamo definirle decisamente moderne, come ad esempio la realizzazione di alleggerimenti intermurari, col duplice vantaggio di ottenere sempre maggiori spazi funzionali e l'impiego di sempre minore quantità di materiali, il cui volume comportava non solo la messa in opera, ma anche la cava e il trasporto. Singolari risvolti ci vengono in alcuni nuraghi, non numerosi in verità, dalla presenza di una seconda scala intermuraria, talvolta opposta ma anche sovrapposta alla prima, con andamento parallelo ad essa. Si tratta di scale che in realtà possiamo definire segrete, sia per la loro collocazione volutamente nascosta tra i consueti vani degli edifici, ma anche per le funzioni forse inquietanti che esse consentivano di svolgere. Entriamo nel nuraghe Cravia di Bauladu. Dalla nicchia destra di camera giungiamo ad una stanzina posta proprio al di sopra del corridoio d'accesso. Qui, da una botola assolutamente invisibile per chi entra, si può utilmente agire verso eventuali indesiderati. Nel nuraghe Madrone di Silanus, la scala segreta prende avvio da un ingresso mimetico posto al fondo della nicchia della camera del primo piano. Il lungo cunicolo discende fino a scavalcare il soffitto dell'ingresso, dove si giunge ad un piccolo vano posto al lato del corridoio d'ingresso, da dove è possibile osservare chi entra senza essere in alcun modo visti. La scala segreta del nuraghe Perra, in comune di Sedilo, ci conferma la singolare funzione di controllo dell'ingresso. Inoltre, ci consente di fare nuove e importanti osservazioni circa l'allestimento interno ed esterno dei nuraghi. La presenza di nicchie, bottole e passaggi segreti in diversi nuraghi può essere considerata una prova ulteriore per rafforzare l'improbabile ipotesi militarista, che vuole i nuraghi costruiti per scopi eminentemente difensivi. Osserviamo come la casa-torre d'epoca aragonese, che sorge nell'abitato di Ghilarza e oggi adibita a centro culturale, sia dotata di espedienti atti alla difesa del ricco padrone di casa e della sua famiglia. L'abitazione vera e propria era situata nella parte più alta.
Quest'ambiente era dotato di quanto necessitava per la vita di tutti i giorni e si discostava nettamente dalle parti inferiori della struttura, che si configura invece come un vero e proprio bastione, al quale si accedeva unicamente da una piccola porta. I due ambienti comunicavano tra loro attraverso una botola facilmente difendibile. A questo concetto di casa atta alla difesa possiamo associare i nuraghi muniti di passaggi segreti. Considerando l'altezza dal suolo delle aperture di alcune stanzette intermurarie, collocate sopra l'ingresso alla camera, o dell'avvio delle scale sopraelevate, abbiamo chiara la necessità della presenza di soppalchi lignei disposti a diversa altezza all'interno delle alte tolos. La presenza di fuoricecchi all'interno e all'esterno dei nuraghi attesta con maggiore certezza l'antica esistenza di soppalchi e di rampe di accesso realizzate in legno. Osserviamo come nel nuraghe Corvos di Silanus siano stanziali numerosi corvi e cornacchie che hanno finito col dare il nome al monumento. Analogamente a Sedilo sono stati i Colombi a colonizzare il nuraghe Columbos. Ci siamo chiesti quale possa essere il motivo per cui gli uccelli abbiano voluto eleggere questi nuraghi, e magari non altri, a loro domicilio. La risposta è semplice e rivelatrice in pari tempo. Hanno potuto nidificare in questi edifici grazie alla presenza all'esterno di fuoricecchi, nei quali non si crea corrente d'aria. Questi fori, infatti, sono chiusi al fondo e non possono essere prese di luce né prese d'aria, giacché non corrispondono al vano delle scale o a camere interne. La sola risposta plausibile è che si tratti di segno in negativo di una trabeazione collocata a sbalzo. Qui a Corvos i fori sono posti a 30 gradi di distanza l'uno dall'altro, ogni 3 filari di pietre e in posizione progressivamente saliente, proprio come se fossero serviti per la realizzazione di una rampa lignea esterna, che doveva giungere a servire il finestrone del primo piano e forse anche quello del secondo. Queste rampe lignee esterne e le trabeazioni dei soppalchi interni non lasciano dubbi sulla importanza e sulla presenza del legname nei nuraghi. Non solo costruzioni di pietra, come è opinione corrente, ma edifici complessi, pienamente fruibili per un uso quotidiano, a diversi livelli, interni ed esterni, secondo le esigenze di una destinazione collettiva. Dunque, più soppalchi lignei erano presenti all'interno dei nuraghi e questo fatto meglio chiarisce l'uso di voltare le camere a così grande altezza. Non abbiamo uno spreco di spazi, di opere e di materiali, ma troviamo che i nuraghi sono una razionale e funzionale realizzazione di edifici pienamente rispondenti alle esigenze della vita quotidiana. Abbiamo una ulteriore conferma del carattere abitativo, o per meglio dire di luogo atto all'accumulo di beni, in particolare i nuraghi, che hanno delle camere singolarmente alte, con pareti pressoché verticali, munite di diverse riseghe atte ad ospitare dei soppalchi, collocati ad altezze regolari, come possiamo osservare e dedurre nel nuraghe Oes di Torralba. Un'unica altissima tolos ospitava numerosi piani, serviti direttamente dalla scala elicoidale intermuraria, dalla pendenza dolce e da finestroni per la presa della luce e dell'aria ad ogni piano.
Alla luce di questa più articolata immagine dei nuraghi, ricchi di opere di carpenteria, è opportuno richiamare l'opinione circa la destinazione d'uso che venne proposta nella seconda metà dell'Ottocento dal gesuita Alberto Maria Centurione. A suo avviso, e noi lo condividiamo, questi edifici robustissimi attestano innanzitutto il possesso territoriale, atavico, di un gruppo umano. Dunque erano destinati ad un uso collettivo, che può essere ricondotto al centro economico di accumulo dei beni del gruppo, oltre che a simbolo e attestato di proprietà. La loro robustezza li rende comunque atti alla difesa passiva, ma non furono costruiti per resistere all'assedio di eserciti agguerriti, che certamente non esistevano in epoche così lontane. La reale capacità difensiva dei nuraghi era demandata soprattutto al numero di edifici relativamente elevato rispetto al territorio, occupati dallo stesso clan o da gruppi consanguinei, che avevano dunque un reale interesse a concorrere alla reciproca difesa. Non del tutto estranea a questa interpretazione è la precedente posizione di un altro importante studioso dell'Ottocento, il canonico Giovanni Spano, il quale ritenne di vedere nei nuraghi delle case importanti, come se fossero abitazioni di un piccolo re, ma nel loro insieme i diversi nuraghi sparsi su un determinato territorio dovevano costituire un vero e proprio villaggio. L'organizzazione territoriale delle torri nuragiche trovava, secondo quest'autore, numerosissime conferme nella narrazione biblica. Per quanto attiene alla destinazione dei nuraghi e le inferenze che provengono dall'architettura circa le diverse teorie interpretative possibili, è bene considerare che i nuraghi non hanno solo forme e articolazioni diverse, ma anche dimensioni e configurazioni estreme. Abbiamo, insomma, edifici di modeste e modestissime dimensioni, in cui prevale il profilo costruttivo, mentre ben altri esempi rivelano un elevato pensiero architettonico che sottende una volontà nei costruttori e nei committenti di realizzare qualcosa di più che una costruzione comune. In quest'ottica, ad una elevata elaborazione architettonica, possiamo pensare che corrispondesse una destinazione particolare, che avesse i suoi motivi nella stratificazione sociale, o forse meglio, nella religiosità, magari legata agli aspetti cosmici, ai quali rimanderebbero recenti riscontri astronomici, sostenuti da alcuni autori. Alcune delle domande ricorrenti fra quanti sono interessati ai nuraghi, e che non pare abbiano trovato concordi gli studiosi, riguardano la tecnica costruttiva dei nuraghi. In realtà sono domande di non semplicissima soluzione e che comunque, per essere soddisfatte, necessitano di un minimo di conoscenze tecniche circa l'architettura dei nuraghi. Da molti sono state avanzate ipotesi e soluzioni che si muovono su un ampio ventaglio di tecniche e modalità, dalle più cervellottiche alle più classiche e scontate. Così si legge di accumuli di terra all'interno e fuori dell'erigendo edificio. Si pensa a macchine complesse e assai efficienti, delle quali però nulla conosciamo. Si propongono calcoli esatti su rampe rettilinee o elicoidali che avrebbero accompagnato nell'elevarsi l'edificio. Qualcuno fornisce anche dati terribilmente esatti sul numero dei massi occorrenti e persino sul peso globale di un nuraghe tipo. Non vogliamo essere da meno degli altri e dunque vi proponiamo la nostra ipotesi sulla costruzione di un nuraghe ad alta torre, cercando di suffragare la teoria, ove possibile, con dati di fatto. Osserviamo la singolare struttura di Porta Zoo, in comune di Sedilo. Abbiamo un ingresso architravato e un giro perimetrale di massi. Si configura insomma come un nuraghe appena avviato e mai concluso. Se fosse stato oggetto di crolli e di spietramento, avremmo infatti rinvenuto sul sito un notevole accumulo di materiali eterogenei,
come brecciame, terra, zeppe, massi di diverse dimensioni. Nulla di tutto questo è presente a Portazzò, ma ciò non basterebbe di per sé a ritenerlo un nuraghe in costruzione. Abbiamo però rinvenuto altri 4 monumenti del tutto analoghi a questo. E ciò costituisce qualcosa di più che un fatto casuale. Tutti residuano nel perimetro di base e nell'ingresso architravato, con alcuni massi collocati nei primi filari rialzati. Dunque stiamo osservando il primo stadio nella costruzione di un nuraghe della tipologia Tholos e dunque a sviluppo verticale. Osserviamo ora come il muro di un nuraghe si configuri nel crollo, ma anche nell'atto della sua costruzione, come una vera e propria gradinata. La sua struttura consente di utilizzare la parte edificata come una rampa gradonata di accesso e di ricarica dei materiali d'opera. Consideriamo ora come i massi più grossi, rotolati e composti con un impegno evidentemente gravoso, siano collocati nelle parti basali del nuraghe. Essi furono certamente mossi con leve adeguate e con un concorso di molte persone. Ma col procedere dell'elevato, i massi posti in opera sono di dimensioni decisamente minori e quindi meno gravosi nel peso e più facilmente trasportabili. Ora, per la costruzione, possono essere utilizzate le stesse scale d'accesso intermurarie. Come piani di appoggio per i maestri e per i materiali, potevano essere usati i robusti soppalchi interni, che dovevano essere impostati contestualmente all'edificazione del nuraghe. All'esterno, dall'altezza di 2 o 3 metri, come abbiamo già osservato, veniva impostata una rampa lignea di affiancamento, disposta a ridosso del nuraghe o resa a sbalzo con l'inserzione di robusti e profondi pali nelle parti murarie più spesse. Per esempio, nel tratto opposto alla scala elicoidale intermuraria. Questa rampa risaliva fino alle parti più alte del nuraghe, contestualmente all'opera di costruzione stessa. Le rampe così ottenute consentivano una ulteriore via di accesso per il materiale da costruzione, ma dovevano anche restare in opera, del pari ai soppalchi interni, per le attività connesse con l'uso del nuraghe. Molte grandi torri, a 2 e 3 piani sovrapposti, o con un'unica alta tholos e molti soppalchi lignei all'interno, erano già state costruite quando si dovette diffondere fra i popoli dei costruttori di nuraghi l'uso di ampliare gli edifici. Non possiamo determinare questa data, ma possiamo pensare che si tratti di tempi non lontani dalla metà del secondo millennio, intorno al 1500-1400 a.C. La complicazione degli edifici avveniva semplicemente reiterando il modulo costruttivo consueto tante volte quanto era ritenuto necessario. Abbiamo così addizioni frontali dette a tancato, dove una torretta si aggiunge ad una preesistente con una muraglia che racchiude un cortile.
Oppure l'addizione è doppia, ma tangente frontalmente alla torre più antica. Le planimetrie si complicano maggiormente con addizioni perimetrali, fino a giungere alle strutture più maestose e organiche nell'impianto. Si realizzano così nuraghi con 3 torri poste attorno ad una centrale, quelli che chiamiamo trilobi, cioè con 3 lobi esterni, con o senza cortile interno. I più diffusi sono i quadrilobi. Assai rari invece sono i pentalobi, con 5 torri perimetrali. Di questi, il più maestoso è indubbiamente l'Arrubio di Orroli. Significative del clima sociale dell'epoca sono le cortine torrite, che attorniano a difesa i nuraghi complessi. Uno dei monumenti più straordinari per la complessa articolazione della planimetria è il nuraghe Ortu di Domus Novas. In esso troviamo fuse assieme tutte quelle parti componenti che abbiamo visto nei nuraghi complessi. L'articolata planimetria di questo straordinario monumento, che comprende numerose torri e diversi cortili interni, è meglio intuibile nel suggestivo disegno ottocentesco del Cima, proposto dal Della Marmora nel suo Atlante. Al giungere della prima età del ferro, troviamo che gli antemurali furono ampiamente demoliti, del pari a molte parti dei nuraghi. I villaggi sovrastano ormai le antiche fortificazioni e ne riutilizzano i massi componenti. Le capanne vengono datate al IX secolo, sulla base dei reperti in esse rinvenute. Dunque sono accaduti avvenimenti di grande rilievo